Scherziamo, rispondiamo a Franco da Mestre. No, a Franco voglio dirgli solamente una cosa sull'autonomia. È vero che la pazienza è finita. Io ho votato al referendum 2 anni fa, ho votato sì, però bisogna mettere in chiaro anche un po' di cose, bisogna leggere la Costituzione, soprattutto bisogna leggere quello che è scritto nella riforma del titolo quinto. C'è scritto che noi possiamo, la Regione può chiedere fino a 23 deleghe, non c'è scritto da nessuna parte poi che nella trattativa noi possiamo pretendere di portare a casa 23 deleghe. Se Zaia va a Roma e pretende di portare a casa tutto il pacchetto, è evidente che non ha capito che è una trattativa. E una trattativa significa che se io chiedo 100, so benissimo che non porterò a casa 100, porterò a casa magari 70, 60, 50, bisogna capire di quanto riesci a portare a casa, ma non puoi pretendere di portare a casa 100, perché 23 deleghe è impossibile, e questo bisogna avere un po' di onestà intellettuale, e lo deve avere anche chi governa questa regione che io sostengo, deve dirlo però ai veneti, perché sennò vendiamo fuffa, vendiamo bugie, vendiamo più illusioni che non si potranno mai realizzare, perché l'autonomia differenziata è un'altra roba da quello che vorrebbero gli indipendentisti veneti. L'autonomia differenziata non è l'autonomia di Bolzano e di Trento, per fare un esempio, è un'altra roba. Prevede una trattativa di contrappesi con lo Stato, ma ovviamente se poi tutte le regioni italiane dovessero chiedere questa autonomia, è evidente che si innescano dei problemi di equilibri nella gestione poi dello Quindi Stato. l'avremo o non l'avremo? Tra l'altro voglio dire, è una cosa talmente nuova, perché la riforma del titolo quinto è stata fatta nel 2001. Dal 2001 ad oggi mai non se n'era mai parlata, è una cosa che è venuta fuori, che è emersa negli ultimi anni, grazie al referendum del Regione Veneto e alla Lombardia. È chiaro che chiaramente è una partita complicata, bisogna arrivare a una conclusione, siamo tutti d'accordo su questo, ma se tu vai a Venezia, a Roma e continui a dire io voglio portare a casa 23 deleghe, non avremo mai. Vuol dire, secondo me, significa non vuoi portare a casa niente. Meglio, non meglio. vuoi portare a casa Alex, niente, bisogna Alex, essere in Alex, trattativa. scusa un Devo attimo. andare in Se- pausa,